Restauri in corso al cupolino della cattedrale di Chiavari. I lavori potrebbero concludersi già entro fine mese. Intanto si sono esauriti i fondi e si rischia di non poter intervenire sui transetti. 30% di raccolto in meno per gli olivicoltori liguri è la stima di Coldiretti. Nonostante l'annata carente, ha riaperto il frantoio della Cooperativa Agricola Lavagnina. Arriveranno olive anche da fuori regione. Inizia lunedì un nuovo anno di corsi per la Scuola di Teologia Mater Ecclesiae di Chiavari. Tra le proposte di approfondimento un seminario sulla Laudato Si, iscrizioni ancora aperte. Cambia nel 2020 il sistema di calcolo della tariffa sui rifiuti. Entro fine mese saranno pubblicate le linee guida. Per gli addetti ai lavori si è svolto un seminario a Chiavari. I colori dell'autunno hanno ridipinto il centro di San Salvatore di Cogorno. Ulivi, castagne e zucche è una mostra delle scuole cittadine per testimoniare la vita nei boschi. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. In apertura parliamo dei lavori che sono in corso al cupolino della cattedrale di Chiavari. La struttura ha evidenziato problemi che occorreva risolvere con urgenza. L'imprevisto però ha richiesto una spesa aggiuntiva e ora sono a rischio altri lavori necessari all'interno della chiesa. Siamo andati a vedere. Lavori imprevisti ma di un fascino sorprendente. Sui ponteggi che avvolgono la cupola della cattedrale oggi è un tripudio di colori, figure evolute riemersi dalla polvere dei secoli grazie al lavoro della Gerso Restauri. Ma ecco l'imprevisto, il cupolino che sormonta la struttura ha evidenziato problemi. Necessario l'intervento urgente iniziato da una settimana. Sul cupolino abbiamo trovato questi infissi vecchi in alluminio che avevano delle filtrazioni d'acqua, le quali hanno portato in qualche modo a intaccare un po' la superficie della cupola, la quale appunto noi abbiamo iniziato a procedere con i lavori di restauro, ripulendo queste infiltrazioni d'acqua che hanno portato dello sporco. Per il cupolino che cosa attendete adesso? Adesso dovrebbero arrivare gli infissi nuovi, saranno in legno rispetto a quelli precedenti in alluminio, sicuramente più belli e graziati per una chiesa, ecco, e si sceglierà il colore e niente. Il rifacimento del cupolino ha avuto un costo aggiuntivo di oltre 50.000 euro, un disagio non previsto rispetto al piano iniziale. La cifra era messa a bilancio per intervenire anche sui transetti, in stato conservativo pessimo. Adesso questi soldi non ci sono più. Se non entrano soldi non siamo più in grado di andare avanti con i lavori e quindi non siamo più in grado neanche di mantenere i ponteggi, che sono un costo sostanzioso, no? E saremo costretti quanto prima a tirar giù tutto. Invece si avvicinano alla fine i restauri alla cupola. Rimangono alcuni ritocchi, come allo scudo che sovrasta il transetto e ad altre parti, ma la freschezza dei colori e dell'oro ripulito lanciano riflessi di un nuovo corso. La cupola inizialmente era molto sporca, il nero fumo delle candele che ha compromesso in qualche modo la chiarezza dei colori, dalla luminosità dei colori, i quali siamo riusciti a tirarli fuori e quindi portarli allo stato originario. Entro quanto si potrebbe finire? Ma la cupola, per quanto riguarda il restauro, escluso il cupolino che dovranno arrivare appunto le finestre eccetera, direi fine mese siamo verso la conclusione del lavoro. Cambiamo tema, è iniziata in alcune zone della Riviera Ligure la raccolta delle olive per un'annata che si preannuncia molto carente, sia a causa del clima sia per gli attacchi degli insetti e di varie malattie. Gli agricoltori hanno comunque raccolto il possibile e il frantoio della Cooperativa Agricola Lavagnina ha aperto per far fronte alla richiesta di spremitura. Sentiamo. Ed è iniziata con una buona fioritura, ma poi la scarsa tramutazione in frutto, a causa degli agenti atmosferici e gli attacchi delle malattie durante il loro sviluppo, hanno portato ad un'annata di scarica per gli ovicoltori liguri. Secondo la Coldiretti Liguria, il raccolto di quest'anno sarà inferiore del 30% rispetto a quello dell'annata precedente. Il frantoio è aperto perché una parte caparbia di nostri contadini, di nostri operatori sono sul territorio a prendere tante o poche olive, più o meno buone che siano, ma le olive vengono raccolte e quindi il frantoio è aperto per dare modo a questi operatori di fare il proprio prodotto. Naturalmente c'è questa seconda possibilità che la cooperativa vuol dare, perché ci sarà una carenza effettiva grande di olio rispetto alle quantità piuttosto cospicue che c'erano. E allora la cooperativa, come altri operatori del settore hanno fatto, si è rivolta a mercati esterni del centro Italia e del sud Italia per vedere di avere partite di olive
Si arrivava da 2 anni positivi, un anno di scarica ci sta anche nel giro delle stagioni, questo però mette in difficoltà anche chi lavora in questo settore, anche la cooperativa in questo senso ne sta risentendo. Ci stanno gli anni di scarica. In questi tempi, gli anni di scarica sono penalizzanti di più che in passato, perché viviamo noi nella nostra Liguria, nel nostro Levante ligure, nelle nostre condizioni di lavoro, viviamo già al limite, dove la gente lavora al limite delle proprie capacità, delle proprie possibilità. È sempre più difficile trovare operatori, gente che rimane ai nostri terreni. Quando arriva un anno come questo c'è proprio un diffondersi del malumore e che porta allo scoraggiamento nei nostri coltivatori. Quindi un anno così fa male un po' a tutti, fa male agli operatori e fa male anche un po' al mercato. Cronaca, 15 tonnellate di profumi sono state sequestrate nel porto di Genova San Pier d'Arena. Avevano una confezione del tutto identica a quelle di note case produttrici, ma la composizione delle sostanze era differente e realizzata senza garanzie sotto il profilo sanitario. A sequestrare i profumi i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza di Genova. A bordo di una portacontainer battente bandiera liberiana, i funzionari hanno trovato un container che era accompagnato da una documentazione doganale falsa, strutturata per rendere poco identificabile il tracciamento del carico illecito. Il container proveniva dagli Emirati Arabi ed era destinato a Panama. Il sequestro ha permesso così di evitare che finissero in vendita su portali internet collegati a server esteri. Secondo la stima delle forze dell'ordine, i profumi sequestrati avrebbero potuto fruttare circa 1.300.000 euro di guadagni. Siamo all'informazione religiosa della diocesi. Iniziano lunedì i corsi della Scuola di Teologia Mater Ecclesiae della diocesi di Chiavari. Tra le novità di quest'anno un seminario sulla cura del creato nell'enciclica Laudato Si'. L'opportunità è offerta sia a chi segue i corsi come studente ordinario sia come uditore e le iscrizioni sono ancora aperte. Sentiamo. Con la Scuola di Teologia Mater Ecclesiae, la diocesi di Chiavari offre a tutti la possibilità di approfondire la fede cristiana in un fecondo confronto con la cultura contemporanea e le scienze umane, così da rispondere alle necessità di una formazione qualificata a servizio della comunità. Il percorso è quello, vuole dare una formazione di base a chi desidera approfondire la propria fede, non soltanto per sé ma anche in vista di una missione, quindi un catechista oppure qualcuno che faccia attività di pastorale, i candidati al diaconato permanente, quindi una formazione per sé ma anche in funzione di un annuncio. L'opportunità è offerta sia a chi segue i corsi come studente sia a chi sceglie di approfondire alcune materie come uditore. Abbiamo un primo anno propedeutico che racchiude un po' tutte le materie di introduzione, quindi sia alla Sacra Scrittura, alla teologia, alla filosofia, e poi un secondo anno ciclico che quest'anno presenterà tutto l'Antico Testamento per quanto riguarda la Sacra Scrittura, poi abbiamo un corso di Cristologia, un corso di Antropologia, un corso di Ecclesiologia, un corso di Introduzione al Credo, insomma molti trattati di carattere teologico. Nel secondo semestre è in programma anche un seminario sul tema La cura del creato nell'enciclica Laudato Si'. Le lezioni si terranno all'Istituto Mater Ecclesiae in piazza Nostra Signora dell'Orto 8 a Chiavari, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18:45 alle 22. Per le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria dell'istituto, che è aperta nella portineria del seminario in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 17 alle 19. Le lezioni inizieranno lunedì 14 ottobre. Ha festeggiato 300 anni di vita la confraternita di Nostra Signora del Rosario a Certenoli in Val Fontana Buona. Dopo aver accolto il nuovo parroco, Don Salvatore Bizimana, un altro motivo di festa dunque per la comunità che si è radunata in occasione della festa mariana molto sentita e radicata nel vissuto della parrocchia. Quest'anno la memoria liturgica della Madonna del Rosario è stata l'occasione per ricordare i primi 3 secoli di vita della confraternita, che conta numerosi aderenti ed è un pilastro nella vita comunitaria perché si spende per le varie attività parrocchiali, ma anche nel contesto
contesto più ampio dell'ambito pastorale vicariale della Fontana Buona. Alla celebrazione c'erano i rappresentanti di altre confraternite. La messa è stata presieduta dal parroco e concelebrata dal delegato vescovile per le confraternite Don Pino Carpi. È seguita la processione con 3 crocifissi, 2 della confraternita del Rosario, 1 della Santissima Trinità di Lavagna. Il pomeriggio poi si è concluso con un momento di condivisione fraterna. Siamo all'approfondimento di economia, come di consueto il giovedì. Oggi parliamo delle novità sul calcolo della Tari in arrivo dal 2020. Le nuove linee interessano in prima battuta impiegati e funzionari delle pubbliche amministrazioni. Si è svolto a Chiavari un seminario formativo sul tema che ha richiamato partecipanti da tutta la Liguria e non solo. Sentiamo Andrea Capitani. Il 2020 porterà delle novità per quanto riguarda la Tari, la tassa sul servizio di raccolta dei rifiuti, che punta su una maggiore chiarezza per i cittadini e un'omogeneità tra i territori. Ad essere interessato sarà il calcolo delle tariffe, la cui definizione vedrà l'applicazione di un nuovo metodo elaborato dall'ARERA, l'autorità di regolazione per le energie, reti e ambiente. Delle nuove linee di indirizzo dovranno tener conto i gestori e i comuni nella definizione dei piani finanziari per il 2020. La tabella di marcia prevede la pubblicazione del metodo tariffario entro la fine di questo mese, così da fornire agli enti locali gli elementi necessari a includerne i principi già dalle tariffe in fase di approvazione per il prossimo anno. Ci sarà una modifica dei criteri di considerazione dei costi che devono essere coperti con la tariffa, perché la regola della Tari è che il costo del servizio deve essere coperto con il gettito del tributo, ovviamente ripartito in base alle regole stabilite dalla legge. Quindi ci sarà una rimodulazione dei sistemi di determinazione dei costi per tener conto di queste nuove indicazioni che verranno. I cittadini già ora sanno che il pagamento della Tari porterà che l'ultima rata sarà richiesta dopo il 1° dicembre e l'ultima rata sarà un conguaglio delle rate precedenti rispetto alle tariffe dell'anno 2020. I nuovi obblighi di trasparenza dettati dall'autorità interessano tutti i rapporti con il cittadino, dai contenuti dei siti internet alla fatturazione ai pagamenti. Le novità, alcune delle quali ancora in fase di definizione, interessano l'operato degli impiegati e dei funzionari in forza agli uffici comunali. Per un loro aggiornamento si è svolto a Chiavari un seminario formativo che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di impiegati, alcuni provenienti anche da fuori regione. Arrivano anche dalla vicina Toscana e dal vicino Piemonte, arrivano da Acquiterme. Vedo che sono numerosi, avevamo 109 iscritti, le presenze sono veramente forti perché anche la Liguria, proprio per la sua conformazione, quando un collega arriva da Ventimiglia oppure arriva dalla Spezia, è un sintomo di riconoscere la necessità della formazione. La Regione mette a disposizione fondi per contrastare il cinipide, il parassita killer dei castagni. Il bando relativo alla misura 8.3 del PSR è a graduatoria libera ed è aperto ad enti pubblici e soggetti privati, anche consorziati. L'aiuto che potrà essere concesso è pari al 100% della spesa ammissibile a finanziamento. Le domande vanno presentate con procedura telematica entro il 6 novembre. Il bando rappresenta un'opportunità per salvaguardare i castagneti dell'entroterra. Ulteriori informazioni su www.agriligurianet.it. E rimaniamo in tema, le castagne sono state protagonista della festa di inizio autunno che si è svolta a San Salvatore di Cogorno e siamo andati a vedere. I colori dell'autunno hanno ridipinto la piazza centrale di San Salvatore di Cogorno, dove in un pomeriggio di festa si sono condensate premiazioni e iniziative di varia natura. La tradizionale castagnata che si fa tutti gli anni, però a corollario abbiamo messo tantissime manifestazioni, dallo sport all'agricoltura, alla gastronomia e anche alla cultura. Nella mattinata sono stati assegnati i premi per il miglior uliveto con un ex equo al primo posto tra Vittorio Pinasco e Maria Chiappe. Quindi spazio ai prodotti autunnali, le artistiche zucche e le castagne. Nelle vie del centro sono stati allestiti i banchetti del mercatino. La corte degli arti, dell'arte dei mestieri, dei sapori antichi che ogni anno, come di solito, vengono e bisogna anche loro premiarli perché con la pazienza e con tutto il loro lavoro espongono i loro prodotti che sono veramente eccellenti.
A sfilare per le vie di Cogorno anche le auto d'epoca per suggellare un tuffo nel passato, quello che i bambini delle scuole dell'infanzia primaria di tutto il territorio comunale hanno rappresentato attraverso una risorsa del territorio, il bosco. Abbiamo illustrato il percorso, la filiera della castagna, abbiamo parlato dei seccherecci che ci sono ancora oggi nel comune di Cogorno, abbiamo cercato di incuriosire i bambini, ma già di loro sono speciali e spettacolari così, li abbiamo messi nelle condizioni di esternare di mettere in atto la loro fantasia e le loro emozioni. Con la creatività tipica dell'infanzia, i piccoli allievi hanno unito le forze per riprodurre la vita vissuta nel bosco sul monte di San Giacomo. Abbiamo utilizzato diverse tecniche pittoriche, non solo, la lavorazione col DAS, li abbiamo invitati a portare del materiale come delle cortecce di querce, di castagno, delle foglie e abbiamo realizzato questi lavori. È stato bellissimo, ma soprattutto è merito di un lavoro di gruppo davvero eccezionale. E a Cogorno riparte il Piedibus, l'iniziativa portata avanti da genitori, insegnanti e volontari che accompagnano i ragazzi a scuola a piedi. Il progetto, nato 3 anni fa per disincentivare l'utilizzo dei mezzi e favorire anche un momento di socializzazione, coinvolge l'Istituto Comprensivo di Cogorno. Il Comune ha provveduto ad installare cartelli che segnalano le fermate delle 2 linee. La A, che parte dal Poggio alle 8 e si dirige prima alla Scuola Rocca e poi al Villaggio del Ragazzo, e la B, in funzione il martedì, che parte dalla Basco direzione Scuola Rocca. Per aderire si devono compilare i moduli di adesione presenti sul sito del Comprensivo di Cogorno. Chiusura al traffico e modifiche alla viabilità nel fine settimana invece in via Nazionale a Sestri Levante. Il provvedimento è motivato da lavori della Società dell'Acqua Potabile e interessa il tratto di via Nazionale tra via Sedini e via Salvi. La strada sarà chiusa dalle 8 di sabato 12 alle 21 di domenica 13 ottobre, con modifiche alla viabilità e percorso alternativo del trasporto pubblico di linea su via Antica Romana Occidentale. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli aggiornamenti allo sport. Fuoco sui curdi, questo è il titolo scelto da Avvenire, bombe blindati, Erdogan dal via all'offensiva, invade il nord della Siria, vittime 3 civili, riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, colpite le postazioni delle milizie, Trump dopo il ritiro dei soldati statunitensi critica l'operazione turca. E poi naturalmente spazio alla notizia tragica che arriva dalla Germania, 2 morti, preso il killer 27enne, raid neonazista contro gli ebrei a Halle. E poi passa l'idea, non i fondi, scoperto l'assegno ai figli, oggi il Consiglio dei Ministri, il decreto ambiente, bonus per auto e moto, restano i sussidi. Tour del trafficante di esseri umani in Italia su Bija, il Viminale si smentisce da solo, prima dice che aveva dati anagrafici fuorvianti, ma in realtà Bija non aveva mentito, silenzio anche sulla continuità dei rapporti tra lui e gli uomini dei servizi segreti. Poi venerdì la protesta, sciopero dei rider e dei consumatori. Passiamo alla prima pagina del secolo XIX che apre anche questa con l'invasione turca in Kurdistan. Erdogan lancia l'attacco, raid aerei contro i curdi, morti anche civili, attentato in diretta web contro la sinagoga, Germania sotto shock, 2 morti nel raid di un neonazista, l'autore ebrei radice di ogni problema, nel giorno della ricorrenza dello Yom Kippur, colpito anche un negozio di kebab, l'odio del lupo solitario per donne e immigrati. Decreto clima al via nel Mediterraneo, allarme plastica e poi ancora scuola, pronto il concorso per assegnare 24.000 cattedre, prove su base regionale naturalmente per dare lavoro costante ai precari. E poi ancora PD e 5 Stelle sì alla Gronda ma su autostrade resta lo scontro, la Camera approva la mozione. Samp, Gattuso, la porta si chiude, tra i candidati spunta Prandelli, niente risposta e Ferrero adesso non lo vuole più. Il progetto a Rimini, alleanza tra comuni per il turismo, andiamo nelle pagine del Levante, i comuni si alleano in nome del turismo e con territorio da vivere tutto l'anno, primo passo per rilanciare l'economia del Tigullio e di Camogli, Ghio con i consorzi avremo una promozione integrata e poi c'è andata in scena anche una cena in stile ligure con focaccia e pesto, la gastronomia come passepartout. Andiamo a Rapallo dove ci sarà un campo da paddle sulla copertura del depuratore dell'ex area Ronco. Il progetto non prevede spazi per gli skaters, ci saranno zona park e varie riunioni, impianto in funzione a marzo del 2020. E adesso la linea a Genova per vedere il settimanale Il Cittadino.
Sinodo presa di coscienza, così apre il cittadino di questa settimana, che dedica ampio spazio anche nelle pagine interne al Sinodo dei Vescovi sull'Amazzonia, che si sta svolgendo in questi giorni in Vaticano. Tra i padri sinodali anche il cardinale Angelo Bagnasco. Spalla della prima pagina dedicata al mese straordinario missionario che sta vivendo la Chiesa. All'interno riportiamo come sempre tutte le iniziative previste in diocesi insieme alle proposte da vivere nelle parrocchie. Venerdì 18 ottobre alle ore 20:45 in cattedrale la veglia missionaria diocesana presieduta da Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare. Infine il richiamo al convegno di venerdì 11 ottobre a Palazzo Ducale, quali ragazzi lasceremo al nostro futuro, sulla figura del sacerdote genovese Don Gaspare Canepa, fondatore del Movimento Ragazzi nel centenario della sua nascita. Tutte le altre notizie all'interno del giornale sul nostro sito www.ilcittadino.ge.it. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo la conducente e sgombrare la carreggiata dall'auto che nella serata di ieri è rimasta di traverso sul tratto di raccordo autostradale in direzione Spezia dopo lo svincolo per il porto mercantile. Avete visto le foto, l'incidente è avvenuto in maniera autonoma, nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. Adesso gli aggiornamenti della mattina in redazione con Emanuela Castello. A te Emanuela. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Era in vacanza a Santa Margherita Ligure con la famiglia, un 43enne di origine iraniana che era destinatario però di un mandato di cattura emesso da Teheran. I carabinieri questa notte lo hanno rintracciato in un hotel e lo hanno accompagnato in carcere a Marassi. Un 22enne di Pavia è stato denunciato dai carabinieri di Sestri Levante. Avrebbe tentato di rubare un ciclomotore di proprietà di un 62enne sestrese. Le indagini sono scaturite a seguito della denuncia di quest'ultimo ai carabinieri, che hanno poi identificato il giovane anche con la collaborazione dei colleghi pavesi. Il 22enne è incensurato ed è uno studente, per lui una denuncia dunque per tentato furto aggravato in concorso. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie. Due notizie di sport per concludere. Iniziamo dalla pallanuoto, esordio vittorioso per la Prorecco in Champions League. In casa del Marsiglia ha vinto 13-9. In alcuni momenti del match abbiamo commesso troppi errori in difesa e sbagliato diverse azioni in fase offensiva dove abbiamo peccato di poca aggressività. Questo è il commento del mister, che aggiunge: siamo all'inizio della stagione e questa partita ci servirà per analizzare come e dove possiamo migliorare. E concludiamo con il calcio. Nel recupero di Serie D la Lavagnese ha perso 4-3 in casa del Ligorna. Terminato il primo tempo sul 2-1 a favore dei padroni di casa, nella ripresa si è arrivati al 3-3 al 61esimo. Le squadre tentano il tutto per tutto sino al gol vittoria segnato all'81esimo dal Ligorna. Un'altra battuta d'arresto che non fa bene alla classifica e al morale dei ragazzi è il commento della società, da tempo a caccia della vittoria numero 1000. Si conclude questa edizione del telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con TG Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.